Terza corsa, un confronto per cavalli di 5 anni sulla distanza dei 1660 metri, 10 al via. Zara del Sile, ZBB, Zebur Isaiah TRGF, Zoe Gams, Zaira dei Veltri, Zarita GSO in prima fila, Zoello, Zemellino, Zante Trio, Zolabad in seconda, favori in chiusura per Zoe Gams, numero 4, Andrea Farolfi, corsa però apertissima. Macchina che accelera, Zoe Gams, Zaira dei Veltri, Zarita GSO veloci, con Zoe Gams che conquista la corda e attaccato all'esterno da Zaira dei Veltri che insiste nella sua offensiva, si avvantaggia e riesce a sfilare in 200 metri, 14,5 la spesa, rimane al largo invece Zarita GSO. Lungo la corda c'è Zara del Sile, poi Zebur Isaiah TRGF, via via gli altri, 400 iniziali, 29,1 per il quarto. Andatura sostenuta, Zarita GSO si è adeguata all'esterno e al comando rimane Zaira dei Veltri, Francesco Pettinari in sediolo. Seconda posizione per Zoe Gams, all'esterno ha spostato anche Zara del Sile e i 600 se ne vanno in 43,9, andatura sempre molto sostenuta, ancora un 14,8 in piegata. Dopo 700 metri di gara continuano a guidare appaiate Zaira dei Veltri, Zarita GSO, una seconda famiglia formata da Zoe Gams e Zara del Sile, poi lungo la corda c'è Zebur Isaiah TRGF, all'esterno Zoello, via via tutti gli altri con al largo anche Zolabad. Chilometro in 1:13,6, sta passando però Zarita GSO a 500 dalla conclusione, ha liquidato Zaira dei Veltri seguita da Zara del Sile, 400 alla conclusione con Zarita GSO in vantaggio, attacca Zara del Sile che appariglia l'avversaria, due seguite da Zoello. Cavalli al completamento della curva finale, anche Zolabad cerca di inserirsi, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Zara del Sile che è passato su Zarita GSO, ma a centropista interviene Zolabad, Zoello che non sa dove andare, poi si lancia all'interno, finale con Zolabad che ha le migliori battute, vince nei confronti di Zara del Sile, al terzo Zoello, 33 a chiudere ma 1:13,7 il ragguaglio conclusivo. Vince Zolabad, Alessandro Raspante a quota davvero molto ghiotta, 14,07 al totalizzatore per Ale Raspante e Zolabad che vincono con bello speed finale, piegando una Zara del Sile molto coraggiosa e Zoello che invece è stato sfortunato, non ha trovato da correre praticamente gli ultimi 200 metri, poi è riuscito a lanciarsi all'interno, ma era tardi. L'arrivo dunque dovrebbe essere per i primi tre, numeri 10, 1 e 7 sul tabellone della terza corsa all'Arcoveggio. Aspettiamo naturalmente l'ordine d'arrivo ufficiale.